Seconda corsa da Bologna è un confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri, 9 al via, 1 Geco Jump, 2 Glow in Dark, 3 Galileo MG, 4 Gala Wise L, 5 Gioia TRGF Risaia, 6 Gardenia of Brown, seconda linea 7 Gambler Tree, 8 Godiva Lan, 9 Gardenia ST. I favori anche in questo caso piuttosto netti per Galileo MG, numero 3 Antonio Di Nardo in sediolo. In partenza la velocità di Gardenia of Brown che assume subito l'iniziativa nei confronti di Geco Jump. Gardenia di slancio in vantaggio, rimane invece all'esterno, sbaglia Glow in Dark che era rimasto all'esterno. Numero 2, Glow in Dark, squalificato dalla seconda fila. Tanto continua a guidare a buona andatura Gardenia of Brown. Numero 4, Gala Wise L, squalificato. In 15 avanza all'esterno intanto Galileo MG. Dopo i primi 400 in 33 Galileo cerca di portarsi in avanti. In seconda posizione rimane Geco Jump, però concede almeno 4-5 lunghezze di margine a Gardenia of Brown che l'ha messa sul ritmo e completa i primi 600 di gara in 46,2. All'esterno risale comunque Galileo che raggiunge ormai il sediolo di Geco Jump dopo aver sopravanzato Gambler Trio e ora si riavvicina gradualmente. 800 metri coperti in 1-1-4. All'esterno si impegna Galileo MG, alla corda c'è Geco Jump, poi Gambler Trio. Ancora Godiva Lan, via via tutti gli altri, con l'errore a 600 dalla conclusione da parte di Galileo MG. E così continua a guidare Gardenia of Brown. Quando siamo a 500 scarsi dalla conclusione, Gardenia in vantaggio, mentre c'è la progressione esterna ora di Gardenia ST, che sopravanza Geco Jump. Gardenia si porta sull'altra Gardenia. Le due Gardenia alle prese, Geco Jump a contatto lungo la corda, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, Gardenia Brown in vantaggio, Gardenia ST che ci prova, poi Geco Jump lungo la corda, l'errore di nuovo di Galileo MG che cercava di riproporsi, finale con Gardenia ST che all'interno è raggiunta da Geco Jump e ci sarà una bella foto stretta per decretare il vincitore. Geco Jump all'interno, andiamo a rivedere, vedete in testa c'è ancora a questo punto Gardenia of Brown che ha condotto fin dal via ma va in calo nel finale, all'interno sbuca Geco Jump, all'esterno insiste Gardenia ST, l'arrivo è stretto e sul traguardo davvero i due cavalli vicinissimi con forse un piccolo margine per il numero 1 Geco Jump ma da rivedere sicuramente. Arrivo strettissimo e andiamo a vedere il fermo immagine che ci propone probabilmente la vittoria di Geco Jump. Leggerissimo margine per il numero 1 Geco Jump che sfrutta l'open stretch e così il successo per Geco Jump e Davide Cangiano. Edoardo Baccalini al training per la scuderia Jumping SRL. Arrivo strettissimo ma 1,96, questo dovrebbe essere l'arrivo almeno ufficioso e rivisto molto molto vicino alla realtà.